Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palacopron di Sesto per la 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A tra il Città di Sesto, allenato da Enrico Cocco, e l'LD Fossano, con la risposta di Andrej Danek. Adesso lancio lungo intercettato, pallone centrale, ancora con la conclusione, che palla che passa sotto le gambe di Danek, con il numero 12 Marzio che sblocca il risultato. Gol messo a segno dopo 2 minuti di gioco dal numero 12 Marzio Maestro. Arriva il pareggio con Azzeni, caparbiamente va a sradicare il pallone dai piedi dell'estremo difensore Zardoia, che la combina grossa. Adesso il calcio d'angolo ben battuto dal Fossano, che si riporta subito in vantaggio con il numero 20 Costamagna sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Tato. Doppio scambio, poi Costamagna supera ancora l'estremo difensore Danek. Palla dentro, c'è la pisata col gol ancora del Fossano con Mantino. Kleber viene fermato nello spunto 1 contro 1. Adesso riparte il Fossano, la conclusione con la petto Cau e la conclusione di Sandri per il 4-1. Cau, e c'è il gol di Andrea Cau sul primo palo con il tocco di Zardoia, che questa volta nulla può. Mentre il derby tra Leonardo e 360 per il vantaggio del 360 per 3-1, mentre arriva un grandissimo gol per il Fossano, ancora con Marzio, l'imbucata ancora Cau, ma termina qui l'incontro tra il Città di Sesto e l'LD Fossano, con la vittoria esterna della formazione piemontese con il risultato di 5-2.